E come spazi alla rubrica Novis dal Mont. Per la puntata di Vue di Novis dal Mont si sposti in Spagna in due località turistiche. La prima è Marbella, che in più di tirare ogni anno migliaia di turisti, dall'autunno ven all'ospitare le iniziative culturali proiettate dall'en Friul Palmon, ad un con la regione Friul Vignesi e Giulie, per far conoscere tal forest la figura di Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita. Il coordinamento degli avvenimenti, che sono stati messi dentro dal programma annuale degli avvenimenti culturali della città, sarà in mano al Fogolar Furlan di Marbella. Il Museo dal Grabado Contemporaneo è uno dei più importanti musei di incisione contemporanea in Spagna, al darace a un'evore di avvenimenti. Una collaborazione che zove tanto al Fogolar che al museo, come che nos conte Mercedes Cole, insieme con il segretario dall'assessorato alla cultura, Germán Borrachero. Buongiorno, siamo qui a Marbella, la città di Marbella, con Germán. Che si è dimostrato tanto gentile con il Fogolar Furlan per fare la mostra di Pasolini, commemorando l'anniversario della nascita di Pasolini, che saranno 100 anni adesso il 5 marzo, e la mostra vogliamo farla in autunno, forse ottobre. Niente, ti ringraziamo, so che ci hai fatto qualcosa con il Fogolar Furlan rispetto a Pasolini e grazie di tutto. Penso che è necessario celebrare il centenario della nascita in omaggio alla sua opera, ma anche più necessario celebrarlo il suo modo di vedere il mondo e rivendicando la figura di Pasolini nella società odierna, dove più volte noi stessi abbiamo tagliato la nostra libertà. Grazie Germán, grazie anche alla città di Marbella. La mostra sarà qui al Museo dell'Incisione qui a Marbella e speriamo che possa venire anche qualcuno dal Friuli. Mandi e grazie. Grazie mille, grazie. Grazie. Altris località turistiche di grande rilevanza in Spagna sono le Canaris, dove quest'anno si fa fieste per 100 anni di vita dal Fogolar Furlan, che sfogolar al può svantare di vedentri anche il presidente dal Comite Circoscrizione Isulis Canaris, l'organismo rappresentativo dalla collettività italiana e di promozione dall'italianità tal mondo. Ale Maurizio Mior, nasciuto a Monza, ma che il pari Dante al vignive di Morsan dal Tiliment. Nos fevele dall'importanza di questa elezione il presidente dal Fogolar, Stefano Degano. Buongiorno a tutti, buongiorno Furlans dal Mont. Sono Stefano Degano, sono il presidente del Fogolar Furlan dalle Canaris e chiaramente c'è il paradiso che sim. Io vivo qui, sono arrivato al 2000, quindi sono 22 anni che vivo qui e sono già più di 10 anni che abbiamo fondato il Fogolar Furlan Canarie, abbiamo appena celebrato l'anniversario. Siamo contenti perché abbiamo una novità. Si sono formati nuovi comites, che sono i comitati degli italiani all'estero, e noi abbiamo presentato un candidato, che è Maurizio Mior, è un candidato che il Fogolar l'ha presentato e alla fine è stato votato come presidente del Comites. Il Comites è un comitato che lavora per gli italiani e quindi anche per i Furlans dal mondo, e lavora in forme gratuite, volontarie e al cerco insomma di un po' le necessità dei Furlans e degli italiani dove che vivono, in questo caso che è in Gran Canaria, una delle 7 isole Canaris. Maurizio Mior quindi è il nuovo presidente del Comites delle Canaris
siamo veramente orgogliosi di lui. Quindi queste novità ci fa piacere, vengono di dirsele e con questo saluti con un gran mandi, buon lavoro a tutti e arrivederci a presto. Mandi. Maurizio Mior, presidente del Comites dali Canaris. Mandi. E anche per usgnot alle dut, si torna in avvio di domani. Mandi e buone serate.